Trofeo Piva anche quest'anno è pronto alla partenza? Pronto, siamo già agli ultimi giorni, le squadre sono tutte confermate, l'allestimento è in corso, penso che ormai siamo all'80% della conclusione per la partenza. Il ciclismo che oggi più che mai ha bisogno di essere raccontato, di essere vissuto anche negli organi, diciamo, nazionali come la Gazzetta dello Sport o nella RAI, e quest'anno verrà fatto. Sì, quest'anno siamo orgogliosi di avere alla presentazione oggi il responsabile della Gazzetta dello Sport, del settore del ciclismo, abbiamo i massimi responsabili della RAI, perché siamo riusciti a far trasmettere dalla RAI questa grossa manifestazione per 40 minuti, dunque è un onore e un orgoglio anche per noi e per questa manifestazione. Le novità dell'edizione 2017? Ma nessuna novità in particolare, diciamo che abbiamo fatto una modifica sul percorso, l'ultimo giro non facciamo più il graon in discesa perché a Santo Stefano c'è la mostra del vino, del DOCG, e per evitare problematiche per i corridori, perché diventa una discesa difficile e pericolosa a alta velocità, abbiamo modificato il percorso solo per la sicurezza. Con Barbara Predotti, giornalista sportiva, da oltre 20 anni si occupa di sport e quando parla di ciclismo gli si illuminano gli occhi. Ma decisamente sì, devo dire che in questi tanti anni ho parlato di discipline molto diverse, dall'atletica all'arrampicata, le mixed martial arts, piuttosto che ultimamente il calcio, eccetera eccetera, ma il ciclismo è un po' come il primo amore, non si dimentica mai, e quindi è sempre una gioia tornare a parlare di ciclismo. In questa occasione parlare del Piva è ancora un'emozione ancora più grande, perché è un po' fare un salto indietro nel tempo. Io mi ricordo da ragazzina, lo raccontavo prima un po' agli amici qua presenti, andavo a studiare i vari atleti e leggevo spesso in quelli importanti che negli anni precedenti avevano vinto il Piva. Io dicevo, ma questo Piva ed eccoci qua, finalmente ho incontrato da vicino una realtà veneta che è un po' un'eccellenza del mondo.